Amen, gloria a Dio. Apriamo la Bibbia, vogliamo leggere in Matteo, capitolo 8, leggeremo dal verso 14 fino al verso 22. Matteo, capitolo 8, dal verso 14 fino al verso 22, appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, chi può. Vogliamo onorare la parola del Signore. Alleluia. Matteo capitolo 8, dal verso 14 fino al verso 32. Inizio la lettura. Dio sia lodato. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba avvicinatosi gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Un altro dei discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. I primi versi che abbiamo letto, verso 14 fino al 17, ci raccontano della guarigione della suocera di Pietro. Pietro era un discepolo di Gesù. Ha lasciato il proprio lavoro per seguire Gesù. Ci sembra di capire che avesse una suocera. Deduco che fosse sposato. E forse aveva anche dei figli. Però mi sembra di capire che la relazione che c'era fra Gesù e questo suo discepolo, Pietro, fosse una relazione molto intima. Tanto che Gesù è entrato a casa di Pietro. Entrò a casa di Pietro. Non c'è scritto che Pietro l'avesse invitato. Però la cosa certa è che Gesù entra a casa di questo suo discepolo. Ed entrato a casa di questo suo discepolo vede un bisogno, un problema. Vogliamo fare entrare Gesù a casa nostra? Domanda. Risposta. Amen. È vero? Ogni casa ha un bisogno. Ogni casa ha un problema. Chi meno. Ci sono case e famiglie che hanno tanti e tanti e tanti problemi. Ma quando Gesù entra a casa, lui vede il bisogno. Amen. E senza che nessuno gli ha detto: Pietro, Signore, Maestro, guarisci mia suocera, sta male. Non c'è stato neanche il bisogno di questa richiesta, perché Gesù stesso ha visto. Amen. Vede e desidera benedire quella donna, quella casa e quella famiglia. Gloria a Dio.
era a letto con la febbre. Gesù si avvicina, gli tocca la mano e la febbre la lasciò. Alleluia. Che bello quando Gesù ci tocca. Amen. Gloria al Signore, toccaci Signore. Perché quando tu ci tocchi qualcosa ci lascerà. Amen. È vero? Qualcosa, qualche vizio, qualche legame, qualche peccatuccio, qualcuno dice, no? Piccolo peccatuccio. Sapete, non esistono peccati piccoli e neanche peccati grandi. La Bibbia parla del peccato. Il peccato è peccato. Peccatuccio è una cosa che mettiamo noi, perché vogliamo sminuire, ma che vuoi che sia, no? Sapete, tante cose piccole messe assieme e il peso c'è. Quando al lavoro imballo una cosa e poi piccole, scatole piccole, vado a pesare 200 kg. Piccole scatole, messi insieme, grande peso. Signore, toccaci. Amen. Ma ancora entra nella mia casa, Signore. Alleluia. Dobbiamo fare entrare Gesù nella nostra casa, fratelli. Amen. Ma come si fa a entrare Gesù a casa nostra? Come si fa, fratelli? Guarda, se servi il Signore e lo hai messo al primo posto, Lui entrerà a casa tua. Sei d'accordo? Amen. Ma da cosa lo deduci questo? Pietro seguiva il maestro, lo serviva, aveva lasciato il lavoro, aveva un'attività, faceva il pescatore, ha lasciato tutto e seguiva il maestro. Quando si serve il Signore si è benedetti. Senza servizio non c'è una benedizione che ti aspetti, sei benedetto sicuramente, ma c'è qualcosa di più grande per te se tu decidi di servire il Signore. Amen. Alleluia. Gesù tocca quella donna, la febbre la lasciò, e cosa fa questa donna? Si alza e si mette a servirlo, Alleluia. servire il Signore. La ragione della vita è amare te, conoscere te, servire te, Signore. Dice un cantico, vero? Amare il Signore, conoscerlo, servirlo. Amare il Signore, conoscere e non servirlo è qualcosa di incompiuto, qualcosa che tu lasci a metà. Sapete, siamo bravi a iniziare qualcosa e poi ci stanchiamo, ma dobbiamo completare quello che iniziamo, Amen. altrimenti il traguardo, la fine, il compiuto non si vedrà mai. Siete d'accordo? Amen. Questa donna si mise a servire il Signore. Non solo serviva Pietro, ma anche la sua famiglia e poi la suocera. Perché la cosa più importante deve essere in ogni famiglia il servizio al Signore. Alleluia. Ve lo dico con tutto il cuore. Prima di tutto serviamo il Signore. Amen. Questo significa che, traduco in una forma molto pratica, prima il servizio. Domenica, veniamo a casa tua, stiamo insieme. E non posso, sai, oh mi dispiace, anche a me, ma ho un impegno. Che impegno è? Devo andare a servire il Signore. Dopo possiamo stare insieme. Amen. Una forma molto pratica, ma capite cosa voglio dire? Quando mi trasferivo, lo dico anche come esperienza, testimonianza di vita, cose vere. Quando dalla Sicilia mi trasferii qui, mi sono trasferito per bisogno. Avevo bisogno di lavorare. Ero appena sposato. Avevo bisogno di lavorare. E pregavo il Signore, Signore, fammi trovare un lavoro che prima di tutto mi permetta di servirti. Amen. Perché questo? Perché arrivato qua, sapete, io lavoro a turni, ma io mi sono preoccupato, ho detto, come faccio poi a venire in chiesa? Allora, ma tu sei stupido, pensi a queste cose? Non ero pastore, non
non avevo nessun incarico. Non avevo nessun incarico. Però io volevo andare in chiesa. E come faccio io? Mi preoccupavo di queste cose. Ve lo dico davanti a Dio, Dio mi è testimone. E tutti guarda, vuoi venire a lavorare, fare la domanda, poi a turni? No. Signore, fammi trovare un lavoro, l'orario io finisco e poi devo andare in chiesa. E il Signore mi ha fatto trovare un lavoro aggiornato. Anche ora ho cambiato lavoro. Da prima umanamente mi sono spaventato, preoccupato, però il Signore mi ha fatto sempre capire: ma se io ti ho sempre dimostrato che io sono fedele, perché hai paura? Signore, se poi, tranquillo, il poi lascialo stare, dobbiamo andare avanti per fede, senza vedere, fidiamoci del Signore. E anche ora, grazie a Dio, ho un lavoro che finisco di lavorare e sono per servire il Signore, la Chiesa. Prima di tutto mettiamo al primo posto il Signore. Viviamo in una società diventa sempre di più materialistica, sempre vuole soddisfare sempre il bisogno carnale, il bisogno dell'essere umano, ma oltre all'essere umano c'è un essere spirituale in noi. Ci crediamo? Prima vogliamo soddisfare l'essere spirituale che è in noi. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Lo dice Gesù, non sono parole del fratello Marco. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, poi tutte le altre cose vi saranno date in più. Amen. Ho conosciuto anche fratelli. Un fratello in Sicilia aveva un bar. E siccome nel paese vicino al mio, Lentini, poi c'è Carlentini nella zona alta, no? Non c'era ancora testimonianza, questo fratello disse: nel mio locale di culto faremo, se vuoi pastore, faremo il culto. A me. Questo fratello chiudeva la sera, faceva il culto, facciamo il culto in quella pizzeria, in quel bar, era bar pizzeria, mi ricordo. Sapete che quella pizzeria, invece di diminuire gli incassi aumentavano? Ci credete? Così è diventato il bar più famoso della zona di Carlentini, perché c'era un popolo che si riuniva lì e pregava e offriva il proprio culto al Signore. C'è una famiglia che prima di tutto ha messo il servizio a Dio e dopo c'è la benedizione. Prima servi e dopo sarai benedetto. Amen. Gloria al Signore. E questo è quello che è successo a Pietro, alla sua famiglia, alla sua casa. Poi gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati con la parola, senza cantare cantici, con la parola. La cosa più importante è diffondere la parola di Dio. Amen. Spesso si commette l'errore grande di attrarre gli altri perché desideriamo più il numero. E allora vogliamo presentarci agli altri con un complesso bello formato, che suoni bene, canti bene, perché gli altri possono essere attratti. Ma io vi dico per esperienza, dopo tanti anni che predico la parola di Dio, che questo avvicinarsi durerà poco. Non sarà mai una vera conversione, perché se non è la parola di Dio che tocca il tuo cuore, non saranno né i cantici, né i musicisti e né musica. Gesù dolce musica al mio cuore. Abbiamo cantato, ma è vero, avere Gesù è sentire la più bella delle musiche. Alleluia. Amen. Amen. E pensate una volta se si riunivano con i musicisti, i cantici, in tempo di guerra col fascismo, con la persecuzione. Pensate voi che c'era qualcuno con la chitarra?
Ne ho conosciuto di fratelli, sono fiero di averli conosciuti. Ora sono tutti con il Signore. E da piccolo sentivo racconti, ero affascinato da questi racconti. Restavo così, li sentivo, potevo sentirli ore e ore, questi fratelli. Era bello sentirli. Una volta erano andati in preghiera, in campagna, a casa di un fratello. C'erano dato appuntamento. E c'era chi stava a 30 km di distanza, a 20, a 15, però c'era l'appuntamento. E non tutti avevano le macchine. Il più ricco, forse che stava meglio, aveva un mulo. Chi aveva un asinello e chi aveva i propri piedi. Però la cosa più importante per questi fratelli era servire il Signore. E partivano, lasciavano, all'orario puntuale erano lì. E il Signore guariva, battezzava nello Spirito Santo. Perché se non c'è servizio non c'è benedizione. Devi servire il Signore se vuoi la benedizione di Dio. Alleluia. Alleluia. Gesù guarì con la parola, affinché si adempisse quello che era stato scritto. Nel profeta Isaia è scritto: egli ha preso le nostre infermità e le ha portate le nostre malattie. E ancora oggi è così. La tua malattia, dalla al Signore. Forse non ti guarirà, ma ti darà sicuramente una pace che nessuna medicina potrà darti. E se nella sua volontà, io ti dico, lui può guarirti. Amen. Ma perché il Signore non guarisce? Io sono uomo come te. So che il Signore mi ha guarito quando ero bambino, ho visto guarigioni, so che se lui vuole, lui può guarire. E se non lo vuole, dobbiamo accettare la sua volontà, perché lui è il Signore. Amen. Alleluia. Sempre dando importanza al servizio, nei passi successivi, dal versetto 18 in poi, è descritto come seguire Gesù. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, gli scribi erano quelli che scrivevano, copiavano dalle sacre scritture, dalla legge, e scrivevano, quindi mentre scrivevano, leggevano, imparavano, sapevano la legge. Uno scriba, toccato dalla parola del Signore, toccato da quello che ha visto fare a Gesù, guarigioni, liberazioni, non lo so, fu toccato. Ma sapete, c'è differenza tra essere toccati nel cuore ed essere convertiti. Amen. La vera conversione si vede. Essere toccato si vede pure. Amen. Questo scriba fu toccato. Maestro, io ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù non è che fu contento. Che bello, amen, gloria a Dio, seguimi. Anzi, lo scoraggia. Le volpi hanno delle tane, e gli uccelli del cielo hanno dei nidi. Ma il figlio dell'uomo, parla di sé, non ha dove posare il capo. Che viene a fare appresso a me? Soffrirai con me. E non c'è seguito. Non è che quest'uomo dice: non mi importa, Signore, io ti seguirò ovunque tu vada. Quella è conversione. Ma essere toccati ci si limita solo a dire: io ti seguirò ovunque tu vada. E poi non c'è il seguito. E purtroppo assistiamo a molti che vengono toccati, ma pochissime conversioni. Un altro discepolo gli dice: io voglio seguirti, però permettimi prima, è un'urgenza, non posso fare a meno, permettimi di andare prima a seppellire mio padre, è morto. Cosa risponde? Seguimi, lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. È più importante seguirmi. È dura questa parola, però rende bene l'idea. È vero? Altrove è scritto: chiama madre, padre,
io aggiungo fratelli, sorelle, nipoti, Amen. più di me. È vero, hai detto anche tu, sorella. Prima il Signore, Amen. prima Lui. Ogni scelta della tua vita deve essere prima come posso servire il Signore. Purtroppo è così. Però non sai quante soddisfazioni si hanno. Soffrirai. Chi serve il Signore soffre tanto, ve lo assicuro. Però si è grandemente benedetti. Amen. E pur di godere quelle benedizioni che il Signore ti dà, vale soffrire quello che c'è da soffrire. Alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi. Amen. Gloria al Signore.